femminile in Corsa Nostra che lo scorso anno ha vinto durante la partenza valida, inizia il 91esimo palio del colpo con la prima gara femminile, 8 le protagoniste, Le Grassi, Mucciano, Fossa Nostra, Manola, Catenale, Canaletto, CRTD e Lerici. Sarà una gara molto equilibrata, le premesse di un arrivo al poco finish ci sono tutte durante la stagione pre-palio, grandi protagoniste, Catimare, CRTD, ma anche Fossa Nostra e Lerici, a seguire le altre, il Mucciano, il Canaletto, il Manola e Le Grassi. Vedremo ai 500 metri chi sarà il primo a tirare la boa importante per vivere il finale con il fiato sospeso. Fossa Nostra, campione in carica, dopo il successo dello scorso anno, confermato per 3/4 l'equipaggio, composto da Cattori, Marano, Albani e Bambini. Attenzione al Catimare, Risaglione, Grumiera, Tropazzi e Mugello, ma anche alla CRTD delle veterane, Calzetta Carpena insieme a Cappellini e Schiffini. Da non sottovalutare i Lerici, con Lanzoni, Quintus, che hanno già vinto 2 volte il palio, Carlini e Albero. Con loro il Taglione, quinto palio del suo, quello di oggi, Caterina Grumiera, alla terza vittoria alla Morina. Nora Giovanni, quindi il Canaletto, Le Grassi, Mucciano, Manola. Sarà un panno emozionante fino alla fase finale, davvero tanto equilibrio. Noi mancazioni sulla stessa linea d'onda ai 500 metri.